Buonasera a tutti e ben ritrovati in questo spazio in mia compagnia e in compagnia delle Sibille. Questa sera ho deciso di iniziare l'alternanza delle letture, dal momento che ho 2 appuntamenti settimanali, di diversificare dunque il nostro consueto appuntamento, dedicando così gli incontri su tematiche diverse e abbracciando così come dire, la possibilità di dare una risposta a più persone. Allora, cosa farò? Visto che a Capodanno l'idea era piaciuta, ma comunque qualcosa che avevo cominciato a fare anche all'inizio, prima di rispondere, diciamo, singolarmente in ordine di arrivo, farò i mazzetti. Dunque, per poter dare più opzioni, diciamo che ne farò 5 e li interpreterò. Dunque, per quanto riguarda la domanda di questa sera, l'ho messa nel titolo: che cosa prova veramente per me? Così che vi concentrerete, sceglierete il vostro mazzetto e in base a questo avrete una risposta, quantomeno quella che a livello vibratorio somiglia di più alla risposta che avreste avuto magari in una stesa. Chiaro che la stesa personale è molto più complessa e più ricca di dettagli e sicuramente dà delle soddisfazioni in più, però continuerò comunque una sera a settimana a rispondere alle vostre domande. Dedicherò il venerdì alle domande in ordine di arrivo, magari ridurrò il numero di carte che giro così da poter rispondere a più persone. Il lunedì invece facciamo delle domande su argomenti. Questa sera, visto che so che come dire, l'argomento sta a cuore a molti, perché bene o male è una domanda che mi fanno spesso, dunque sono certa che potrete avere comunque una risposta. Magari c'è chi desidera, non so se che il partner torni, oppure che arrivi qualcuno di nuovo in un'altra situazione, in un altro appuntamento vedremo appunto se c'è una nuova conoscenza, un nuovo amore, un ritorno. Ma questa sera l'argomento è: che cosa prova veramente per me? Dunque, concentratevi sulla persona che vi sta a cuore, maschio o femmina che sia, pensate intensamente al suo volto prima di guardare poi i dorsi dei mazzetti, a cui io abbinerò un cristallo, così da distinguerli, e poter scegliere dunque quello che vi attira di più, quello con cui entrate in risonanza. Dunque, io adesso mescolo, il pensiero è: che cosa prova, cioè la domanda è questa: che cosa prova per me, che cosa prova veramente per me, perché molte volte è quello che poi si desidera sapere. Ok, adesso faccio il taglio e la divisione in mazzetti. Benissimo, allora io li giro perché il jolly del dorso delle carte guardi voi. Ecco qua. Allora, che cosa prova veramente per me? 1, 2, 3, 4, 5, oppure preferite a destra, la meno a destra, 1, 2, 3, quella centrale, un po' a sinistra e completamente a sinistra, in fondo a sinistra. Bene, cominciamo dalla prima, scusate, dalla 1. Che cosa prova veramente per me? Io
li metto comunque qua, in prima fila, inquadro un po' più qua dietro. La pietra in questione è questa. Se qualcuno conosce i cristalli, condivida con noi questo sapere, ci dica che pietra è questa. Dovrebbe essere una corniola burattata. Vediamo un po'. Allora, che cosa prova? Allora, è una stesa un po' particolare. Queste 5 carte dicono che siete la sua scelta, la persona che ha scelto, o quantomeno inizialmente siete stati la sua scelta. Qualcosa che gli o lei ha fatto pensare che eravate la persona giusta con cui fermarsi e con cui costruire, probabilmente. È anche possibile che inizialmente non sia stato proprio una scelta completamente dettata dal sentimento, forse è stata una scelta di quelle ponderate e un pochino calcolate, nel senso che questa persona ha sicuramente passato il trascorso del tempo a osservarvi e a capire che siete sicuramente qualcuno su cui fare affidamento e qualcuno valido. Però attenzione, perché comunque, come ripeto, non c'è chissà che slancio in questa scelta. Se avete optato per questo mazzetto, non sembra esserci un sentimento fortissimo, anzi sembra quasi che abbia raggiunto una conclusione, una fine, che ci sia comunque del rimpianto, magari per quello che non è stato detto, per quello che non è stato fatto, per non aver vissuto magari nel modo giusto questo rapporto che è stato costruito con voi. Ma nonostante probabilmente nel cuore questa persona abbia capito che non c'è quello slancio iniziale, che un po' si è spenta la fiamma, ha comunque della confusione. Dunque è un momento in cui comunque il consiglio è di non fidarvi di questa persona, perché il suo sentimento nei vostri confronti è confuso e in certi momenti sente che è concluso il rapporto con voi. È stata inizialmente una scelta che è stata condotta sulla base di una serie di valutazioni e dunque non un travolgimento emotivo, ma una valutazione comunque a vostro vantaggio, però qualcosa fatto più con la testa, no? Non con il cuore. Però di fatto sa e sente che vale la pena starvi accanto. Comunque una carta di riuscita e anche indice che se siete in crisi in questo momento, se il rapporto con questa persona comunque sta affrontando un momento di difficoltà dove potrebbe comunque esserci appunto una difficoltà anche causata dall'intromissione di altre persone, da cose dette, cose riportate, da cose fraintese. E dunque, se c'è questo periodo di magra o comunque un periodo di difficoltà dove la coppia comunque è messa alla prova, è una carta di riuscita, è la carta che indica che sta finendo un periodo critico e che dunque andrà molto meglio in futuro. Ok? Dunque diciamo che il sentimento di questa persona probabilmente nei vostri confronti in questo momento è stagnante, è più una questione di comodo e di calcolo, è detta in modo, lo so, mi rendo conto, non è che si può dire per tutti quelli che hanno scelto questa linea, diciamo, questo mazzetto,
la persona che ci sta accanto sta con noi perché ha fatto due conti, probabilmente è il male peggiore, o comunque non si sente di fare un passo perché è confuso, né verso di voi né lontano da voi, dunque è un momento dove comunque ha dei rimpianti, vorrebbe magari dare di più, vorrebbe anche amarvi di più, si rende conto probabilmente di essere confuso. In ogni caso, con questa carta presto la sua confusione e le difficoltà verranno dissipate. Bene, e questo era il primo mazzetto che rimetto a posto e passiamo alla seconda scelta. Vediamo un pochino, intanto saluto il Marietto che saluta tutti, dà la buonanotte e va bene Marietto, noi ci sentiamo domani mattina. A presto. Allora, torniamo a noi e alla stesa numero 2. Allora, ecco qua. Allora, è già un'altra cosa. C'è la voglia di darsi da fare, c'è molta laboriosità, c'è attività, è un qualcosa che comunque indica un buon grado di coinvolgimento, che è anche un coinvolgimento fisico, sicuramente per lui o per lei, perché sto rispondendo comunque in generale a chiunque abbia scelto il mazzetto numero 2, sempre rispetto alla domanda che cosa prova veramente per me. Dunque ha tanto desiderio di dare una mano, di darsi da fare, prova anche desiderio fisico, è stato sicuramente un incontro d'impatto, probabilmente per entrambi, ma noi stiamo rispondendo soprattutto dal punto di vista dell'altra persona. Dunque c'è stato, si può dire, non dico il colpo di fulmine, ma un'attrazione immediata. Questo spinge lui o lei a essere molto disponibile, a cercare di dare una mano. È comunque una persona dai nobili sentimenti, ehm, può essere anche utile nella vostra vita, perché è sicuramente una persona capace, che sa dare una mano, anche se sicuramente anche per una questione di carattere e dei suoi modi di fare, vuole dare una mano a modo suo e lo farà. È sicuramente una persona in grado di rendersi utile e il consiglio è di accettare l'aiuto, il suo aiuto, l'aiuto di questa persona perché effettivamente è competente. Il problema è semplice, che sì, c'è sicuramente grande voglia di fare, il desiderio di stare accanto, c'è sicuramente stata un'immediata simpatia, no? Che lo ha o l'ha messa nella condizione di rendersi disponibile nei vostri confronti e anche di aiutare. Il problema è che probabilmente questa è una carta un po' insidiosa, sebbene sembri preludere a un dono, sì, probabilmente vi farà anche un regalo in qualche modo e le sue attenzioni saranno certamente considerate anche di valore verso di voi, ma attenzione perché l'omaggio di preziosi sono anche tutte le cose che sprechiamo, le situazioni che sprechiamo. Probabilmente questa persona o è molto impegnata nelle sue cose, dunque magari non vi dedica il tempo che vorreste che questa persona vi dedicasse, dunque magari vi sentite un pochino trascurati, oppure può anche essere che l'iniziale forte attrazione che si è sviluppata fin dall'inizio in realtà finisca col diventare invece un'incompatibilità.
vale a dire che è possibile che questa situazione che state vivendo al momento comunque possa, per questioni di varia natura, forse anche perché questa persona dovrà dedicare del tempo a se stessa, alle sue attività, o perché effettivamente man mano che vi conoscerete subentreranno delle divergenze, dunque ecco che può avvenire un leggero distacco, ma nel senso che potreste voi sentire che questa persona vi trascura. Dunque è chiaro che comunque partiamo da una situazione piuttosto interessante. Qui sarà eventualmente necessario capire anche da parte vostra come mantenere sempre viva l'attenzione e l'interesse di questa persona nei vostri confronti, o forse adeguarvi allo stile di vita che ha questa persona e che probabilmente non può materialmente dare di più di quello che dà. Bene, andiamo avanti e proseguiamo con il terzo mazzetto. Sempre la domanda: che cosa prova per me? Allora, questa è un'altra stesa piuttosto interessante anche. Allora, speranza, domestico, sacerdote, consolante, sorpresa, denaro. Bene, partiamo un pochino così, ma la conclusione è molto valida. Dunque, quest'uomo o questa donna si sono avvicinati più per gioco che non per un reale interesse, come dire, duraturo nel tempo, cioè non avevano chissà che previsione. Piuttosto c'è stato sicuramente questa simpatia, un'attrazione improvvisa o comunque un flirt, possiamo anche dire, no? Un guardarsi anche alla distanza, ma anche un rendersi sempre disponibile nei confronti dell'altra persona. Attenzione, perché in alcuni casi si potrebbe anche pensare che non sempre questa persona sia sincera, nonostante sia sempre disponibile. Dunque magari a volte vi trasmette l'idea di non essere, come dire, sempre veramente al top. Magari c'è un po' la sensazione che possa nascondervi qualcosa, oppure a volte magari in passato vi può aver trasmesso l'idea di stare con voi o di godere di quei momenti in vostra compagnia più perché si trovava lì che non perché ci volesse veramente essere, come se fosse là per caso. In realtà subentra un cambiamento, un atteggiamento più maturo. Forse questa carta indica comunque un senso di solitudine che comunque questa persona magari prova in certe circostanze. Attenzione, non significa che stia con voi perché si sente sola, ma che probabilmente la solitudine spinga questa persona a riflettere e a usare, come dire, il discernimento, perché è una carta di giudizio, è una carta dove ovviamente se avessimo carte molto negative vicino potremmo dire che, non so, venite giudicati con severità. No, però in questo caso questa persona ha espresso un giudizio nei vostri confronti, vi ha valutati. È un po' simile al significato della prima stesa, ma è diverso. In quel caso era una valutazione di comodo, perché magari non c'era il coraggio di affrontare una situazione. In questo caso invece questa persona si è preso il tempo per studiarvi e per capire se effettivamente c'è una possibilità. Effettivamente, consolante, sorpresa e denaro indicano che tutti gli sforzi che sono stati fatti da una parte e dall'altra, cioè da quella persona e da parte vostra, vengono abbondantemente ricompensati e portano al consolidamento di questa relazione. Dunque, anche in questo caso
non parla smaccatamente, in modo molto diretto, di sentimenti. Dunque non stiamo parlando di amore coinvolgente, passionale o chissà che cosa, sembra un amore molto maturo e che è anche molto costruttivo. Potrebbe anche essere che tra le due persone, dunque tra voi e la persona che avete pensato per scegliere questo mazzetto, ci sia una certa differenza d'età. Questo conseguentemente porta anche differenza nel modo di pensare, ma è una differenza a quanto pare costruttiva, perché qui si va a consolidare, dunque la persona per voi ha un interesse costruttivo e sicuramente giudica positivo l'aver iniziato anche in modo superficiale magari questa conoscenza e avrà sicuramente dei progetti, raccoglierete delle soddisfazioni. Dunque quelle classiche storie dove non ci si scommetterebbe un euro e poi invece si vince alla lotteria. Dunque secondo me è una bella stesa, anche se magari se siete un po' romantiche o romantici vi viene a mancare un po' quella sfumatura, ma non è detto che non ci sia, non è che perché uno è maturo non prova dei sentimenti o dei desideri, è comunque una relazione che è un sentimento costruttivo che vi porterà da qualche parte. Allora, vediamo la quarta stesa. Allora, e questa è più pepata, una stesa un po' più... Allora, l'amore non è bello se non è litigarello. Questo direi che è il motto di questa stesa. Perché dico così? Qui c'è la carta della gelosia, adesso andremo a vedere perché, comunque è fulcro, è nel centro proprio della linea. Partiamo comunque da ammalato, amatrice, gelosia, fedeltà, viaggio. Allora, di sicuro la persona per voi ha sofferto, eh, deve probabilmente aver avuto un momento di sconforto, magari non deve aver pensato di riuscire a stare con voi, sicuramente vi guardava anche un po' da lontano o desiderava in qualche modo avvicinarsi a voi, sentirsi amati da voi, dunque magari non lo ha mai confessato di aver sofferto, magari non ve l'ha lasciato capire o magari in alcune situazioni ve l'ha proprio detto che in passato è stato male e probabilmente ci sono stati dei momenti in cui è stato geloso di voi e probabilmente ancora lo è. Questo ha portato a dei momenti di discussione, di fraintendimento, di agitazione, momenti in cui probabilmente i toni sono cambiati in modo anche forte in certe circostanze. Ok, non c'è la carta del militare, dunque non è forte nel senso di aggressività, ma è forte nel senso di emozioni, quelle emozioni che si fa fatica comunque a gestire. Potrebbe anche parlare di una persona potenzialmente molto gelosa e insicura anche dell'amore che nutrite per lui o per lei, e questo probabilmente è la causa di molte incomprensioni. Forse questa persona che vi ama veramente moltissimo non riesce a percepire quella serenità, quella sicurezza di essere ricambiato. Dunque magari a volte è possibile che comunichiate in modi diversi il vostro modo di amare e che l'insicurezza di questa persona provenga dal fatto che parlate come due lingue diverse e dunque non riuscite sempre a essere chiari l'uno con l'altro. Però il fatto è che non sta a voi dover consolare o confortare questa persona, ma
sulla base delle vostre azioni la persona deve capire se c'è o meno una corrispondenza affettiva. In ogni caso, questa persona, probabilmente anche un pelino possessiva, comunque vi vuole veramente bene, veramente molto, e ha tutta l'intenzione di cambiare, e di cambiare probabilmente questi modi che procurano incomprensioni fra voi. Dunque è evidente che ha un sentimento che magari è talmente forte per questa persona che non è sempre semplice da tenere, come dire, da controllare. Comunque io direi che comunque magari è una forma d'amore non tanto equilibrata o un po' carente, nel senso che la persona ha carenza di sicurezza in sé e di autostima, però comunque il sentimento che ha nei vostri confronti è assolutamente sincero. Andiamo avanti e vediamo l'ultimo mazzetto. Ricordo anche a chi si dovesse essere collegato in questo momento, intanto che il video resta online sul mio canale YouTube, dunque anche in un altro momento potrete fare la vostra, come dire, consultazione, ricordando che la domanda di questa sera è: che cosa prova veramente per me? E dunque vediamo l'ultima lettura. Allora, inizialmente devo dire, partiamo da una cosa, probabilmente è una storia, la vostra, che si è conclusa. C'è stato un cambiamento che non ha voluto questa persona in qualche modo, che ha subito, e che però, diciamo, ha trasformato, vedete, proprio sono due carte di metamorfosi, è successo qualcosa che ha cambiato questa persona. Forse inizialmente il suo sentimento nei vostri confronti era cambiato, non necessariamente in meglio, ma io vedo che ha desiderio di tornare, sta proprio pensando di tornare da voi. E credo che abbia bisogno anche di dirvi come stanno veramente le cose. Dunque, questa persona probabilmente ha vissuto recentemente o nel passato, comunque non troppo indietro, qualche situazione difficile, qualche situazione che l'ha messa in grande difficoltà. E questo l'ha portato a cambiare un pochino l'atteggiamento verso di voi. Magari lo avete visto diverso, l'avete vista diversa, magari è sembrato più per i fatti suoi o lontano, o magari veramente è dovuto andare lontano, c'è stata una separazione che non è dipesa dalla sua volontà. In ogni caso vuole tornare. Questo è il fulcro centrale di questa stesa: vuole tornare da voi, ha desiderio di ritornare da voi, o magari se ancora siete insieme e non vi siete mai lasciati, è possibile che ci sia stata comunque una crisi che ha trasformato la coppia, anche il suo sentimento verso di voi magari si era affievolito nel tempo, negli anni, sappiamo, non è che può sempre restare tutto al 100%, magari senza volerlo vi siete trovati distanti. E poi, ecco, oserei dire che c'è un riavvicinamento, un reinnamoramento, una voglia di ricominciare, ripartire. Dunque, se anche chi ha scelto questo mazzetto ha attraversato un momento di crisi o ha visto il partner o la partner distratta, distante, effettivamente è possibile che per un attimo abbia vissuto una qualche crisi, un cambio anche proprio interiore, una crescita, quelle esperienze che ci trasformano, che ci cambiano e che poi però proprio questo stesso cambiamento l'ha portata o lo ha portato a riavvicinarsi, e dunque
vuole stare con voi, vuole poter parlare con voi, costruire con voi, invecchiare con voi, almeno ha questo desiderio, o comunque ha bisogno di venire, di parlarvi e di chiarire anche qual è stata la situazione, e probabilmente vi verrà a dire una verità, verrà a darvi una qualche risposta che probabilmente cercavate involontariamente di capire, di sondare fra le righe nei suoi comportamenti. Dunque riceverete una risposta da questa persona, e vi dirò che non solo vuole tornare, ma ha idea di progettare. È chiaro che questa persona dovrà fare molta attenzione a quali sono veramente le sue intenzioni, le sue volontà, quello che desidera veramente progettare con voi. Dovrà calcolare e valutare bene i suoi passi, però in ogni caso il suo sentimento si è rivitalizzato, ok? Dunque è una carta più che una carta, direi una stesa, una risposta questa del quinto mazzetto, che annuncia una ripresa del rapporto, dunque recupero anche dell'interesse nei vostri confronti. Bene, detto questo, abbiamo concluso i 5 mazzetti. Io vi ringrazio tantissimo. Sì, avevamo credo una corniola, questo dovrebbe essere un quarzo rosa, non ghialino. Ecco, qua io già mi sono persa, ma è una pietra che dà sui toni del verde, un verde petrolio direi, questa molto bella. C'è la mia cara Laura Ciofini che è molto brava con i cristalli, io scarseggio, questa è una competenza che un po' mi sfugge. Sono tantissime, bellissime le pietre, sono tutte straordinarie. Va bene, dunque in ogni caso potrete rivedere anche nel tempo i mazzetti, sempre concentrandovi sulla persona che vi sta a cuore, per chiedere che cosa prova veramente per voi. Dunque abbiamo visto 5 situazioni diverse, e dunque le lascio a vantaggio di tutti, anche di chi si aggiungerà o chi raggiungerà appunto questo video in un secondo tempo. Io vi ringrazio, noi ci rivediamo mercoledì sera in compagnia del Marietto Veneziano sul suo canale YouTube. Tra l'altro, se non vi siete ancora iscritti al suo canale, iscrivetevi, basta che cerchiate Marietto Veneziano su YouTube e troverete proprio il canale col suo nome. Saremo insieme mercoledì alle 21 e vi daremo risposte congiuntamente, lui col pendolino, risposte sì e no col pendolino, e io con le sibille farò una piccola lettura di approfondimento alla domanda. E poi torniamo venerdì, come ho sempre fatto con il consueto taglio, di rispondere per intero, con una stesura intera, alle domande che arrivano in ordine di arrivo. Va bene? Dunque questa volta abbiamo visto i mazzetti, così che bene o male hanno potuto avere una risposta tutti, e venerdì invece risponderò in ordine di arrivo. Mi raccomando, arrivate presto, perché è sempre mezz'ora il tempo che metto a disposizione, dunque c'è il rischio che poi veniate esclusi, non per mia mancanza o non volontà. Va bene? Allora vi auguro un buonissimo proseguimento di serata. Ci ritroviamo allora mercoledì sul canale YouTube del Marietto Veneziano alle 21. Grazie a tutti, comunque veniteci a trovare sul nostro sito www.ilcapitano.altervista.org e nei gruppi Facebook I Casti Sacerdotali e Magie, Sibille, Tarocchi e Radiestesia. Benissimo, grazie a tutti e un carissimo abbraccio, buon proseguimento di serata. Ciao ciao!